Il nostro invito alla Fondazione è quello intanto di valutare con molta attenzione e ponderare seriamente se sia veramente necessario fare questo tipo di intervento e secondariamente di fare in modo che ovviamente sia garantito comunque un utilizzo di un certo tipo dell'immobile. L'invito del Partito Democratico è rivolto alla Fondazione Venezia, che sta valutando la vendita di parte del suo patrimonio immobiliare. Se poi la vendita della Casa dei Tre Occi alla Giudecca e della sede della Fondazione in Rio Novo non si potesse evitare, si vincolino gli edifici, nel primo caso ad uso espositivo, nel secondo ad uso residenziale o direzionale di servizio, per scongiurare la comparsa dell'ennesima struttura alberghiera in città. Allora, la fondazione è un privato, quindi naturalmente agisce per conto proprio, però è chiaro che un conto è vendere a adesso faccio per dire, a un fondo immobiliare che si occupa di sviluppo alberghiero, un conto è vendere a una fondazione culturale o a un ente che ovviamente ha evidentemente altro tipo di prospettive. Quindi dopodiché ci possono essere vincoli urbanistici, ma lì sì che interviene il Consiglio Comunale, quindi ci potrebbe essere il vincolo a uso espositivo, culturale. La città che abbiamo tutti la responsabilità di ricostruire, conclude Dodi, dovrà porre la cultura al centro per tornare ad essere un polo di attrazione internazionale dove l'offerta e la produzione culturale siano in grado di attrarre un turismo diverso da quello che ci siamo lasciati alle spalle.